Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 2 aprile, puntata numero 125, ormai siamo a 48 ore dall'anticipo della 31esima giornata Sassuolo-Cagliari che appunto si giocherà sabato alle ore 15 al Mapei Stadium. Vedo che siete già tantissimi, oggi avremo come primo ospite Antonio Parrotto di Sassuolonews, dove andremo un po' a parlare appunto della squadra avversaria, e poi come secondo ospite avremo Tommaso Turci, volto di Dazn, e andremo un po' a parlare in generale del discorso del Cagliari. Salutiamo Pirx, ben trovato. Anche qui possiamo dire anche ieri c'era un freddo all'allenamento clamoroso, quindi ancora tempo non bellissimo, mettiamola così. Poi Mettino Gamer, buongiorno, saluti dalla Germania, ben trovato. Buongiorno Fede, ben trovato. Testa al Sassuolo, stasera no, saremo tutti allo stadio, si vince o si vince. Buongiorno Violetta, ben trovata. Buongiorno Mauro, per fortuna siamo stati col cellino in mano, bellissimo. Adesso quando arriva Fra gliela mettiamo. Buongiorno Domenico, ben trovato. Massi, Faccio, ben trovato. Ciao ragazzi, siete già in tantissimi. Insomma, andremo un po' ad analizzare quella che sarà la prossima sfida del Cagliari. Un Sassuolo che comunque ha 39 punti, neopromosse. Ricordiamo che il Sassuolo comunque arriva dalla Serie B, sta facendo comunque un ottimo campionato, direi anche meritatamente. Ha un tridente da favola, perché comunque Berardi, Lorientè, Pinamonti, poi ha dei giocatori interessanti come Ismail Koné, come Torsvert, Matic, esperienza, insomma. E dietro comunque ha due difensori centrali molto molto interessanti come Izes e Moremovic. C'è l'ex Valukiewicz, che comunque sta giocando come terzino destro. Ciao Dani, ben trovata. Ciao Marco. Max, speriamo che il Sassuolo sia già in gita, lo chiederemo. Tra l'altro il Sassuolo ha fatto un pareggio negli ultimi tre, perché ha pareggiato in casa della Juve, non era così scontato, però ha perso in casa col Bologna e poi ha perso in casa della Lazio. Il tempo è salutare stacco, vi ascolto in differita. Allora buon lavoro Ross, grazie mille. Ma in difesa ne hanno uno molto molto stanco, che è Moremovic, che comunque ha fatto un'ottima partita con l'Italia, possiamo dirlo assolutamente, una partita più che ottima. Speriamo ecco che sia stanco e che quindi comunque possa magari fare qualche errore, assolutamente. Cioè Fra, lo facciamo entrare. Allora, tac, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, scusate, non andava il microfono. Ecco. Stavo combattendo per Giusto cioè ho staccato praticamente, ancora non andava a staccare il traliccio, dal traliccio vicino. Immagino perché non andava. Sì, non ero molto soddisfatto, diciamo così. Buongiorno a tutti. Come stai? Ben trovato. Male. Ecco, perché? Male, così. Ti È una risposta diversa rispetto al solito. Drumia. C'era una frase, così sì. Attacchiamo poi dov'era? Eccolo qua. Mauro che dice: buongiorno ragazzi, questione stadio, per fortuna non siamo restati con il cellino in mano. Meraviglioso, meraviglioso. Come uscita. Una scena stupenda. Ovviamente parliamo della battuta che ha fatto ieri Maurizio Fiori, vicepresidente del Cagliari, appunto a margine della
conferenza stampa dopo la riunione sullo stadio appunto in comune, con rappresentanti di appunto Cagliari, Costim, appunto amministrazione comunale, Lega di Serie A e UEFA. E niente, quindi appunto io ho fatto la domanda se durante tutta l'istruttoria, durante tutto il percorso ci fosse stato davvero il rischio di restare con il cerino in mano. Maurizio Veri non so, ha fatto la battuta così, insomma, per dire che come Cellino, ma io pensavo, quindi provocando l'ilarità di tutto l'uditorio, insomma, così, una bella scena simpatica, ripeto. Ci sta assolutamente. Come la gestiamo? Iniziamo subito, direi, poi ne parliamo dopo del discorso Certo, stadio. cosa vuoi fare? Certo. Anche perché abbiamo il nostro Antonio. Di cosa dobbiamo parlare? Entrare. Eccoci qua, ciao Anto, ben trovato. Ciao, Buongiorno. Grazie mille Antonio. Buongiorno. Antonio Parrotto, direttore di Sassuolonews, grazie per aver accettato il nostro invito. Anto, entriamo subito in direzione Sassuolo-Cagliari. Ti chiedo come sta il Sassuolo, visto che 39 punti, possiamo dire a salvo? Possiamo dirlo, possiamo dirlo, assolutamente. Nelle ultime 3 ha preso un punto, il pareggio in casa della Juve, dopo la sconfitta col Bologna e contro la Lazio. Come sta il Sassuolo? Che il Sassuolo ci si aspetta contro il Cagliari? È una bella domanda perché con la Juve abbiamo visto un bel Sassuolo che ha strappato via un punto importante comunque da uno stadio sempre complicato per i neroverdi, ma direi anche per tutti. C'era il caso per Tosse scoppiato poche ore prima della gara, che ci ha fatto un po' giornalisticamente impazzire, perché insomma non sapevamo quali erano i ragazzi con la Pertosse per una questione di privacy, eccetera, eccetera. Poi abbiamo scoperto, insomma, che mancavano Matic e Torsved soprattutto, erano i 2 titolarissimi assenti. Poi c'erano anche Turati e Koulibaly che non erano presenti, però insomma parliamo con tutto il rispetto di 2 riserve. Ora, insomma, salvo casi di Pertosse, direi che il Sassuolo sta benissimo. Almeno dal punto di vista della classifica sicuramente sta bene. Io direi che lo possiamo considerare salvo. Manca l'aritmetica, però insomma 12 punti a 8 giornate dalla fine, insomma, dovrebbe succedere veramente un cataclisma. Io credo che la quota salvezza poi dovrebbe assestarsi attorno ai 35 massimo, proprio 36 punti, quindi Sassuolo ne ha già 39. Secondo me appunto può puntare a chiudere in bellezza il campionato, perché poi è una neopromossa, questo non va dimenticato. Poi non è una neopromossa come le altre, perché veniva da 11 anni consecutivi di Serie A, ha una struttura solidissima alle spalle, ma poi non ha mai abbandonato, insomma ha sempre continuato a investire anche in Serie B. Però lo scorso anno il Sassuolo di questi tempi era in Serie B, stava stradominando il campionato cadetto, però giocava in una serie inferiore, quindi non è mai facile ripartire. Grosso lo ha fatto molto bene, la società lo ha fatto bene costruendo un'ottima squadra, e devo dire la verità, io non me l'aspettavo che il Sassuolo chiudesse la questione di salvezza già a fine febbraio, inizio marzo, perché poi, come dicevi tu, nelle ultime 3 ha fatto solo un punto. Peccato, perché poi magari sia con la Lazio ma soprattutto con il Bologna l'atteggiamento secondo me è stato sbagliato. Abbiamo parlato di squadra già in vacanza, no? da queste parti, perché poi appunto la salvezza tra virgolette era già stata acquisita, magari mentalmente la squadra ha un po' mollato, e per questo c'è curiosità poi per vedere come si presenterà la squadra, se sarà la versione già in ciabatte e tenuta estiva vista con il Bologna, oppure se sarà il Sassuolo bello, arrembante anche per certi tratti visto con la Juventus. Poi con la Juve insomma è sempre facile trovare gli stimoli, no? Già la partita di per sé porta stimoli. Poi secondo me il Sassuolo si era anche compattato con la storia della Pertosse, no? Ci teneva comunque
a far uscire fuori il gruppo, c'erano degli assenti, non era facile, si è vista poi una bella squadra lottare e mettere in difficoltà la Juve, strappando poi, portando a casa un punto, secondo me, tutto sommato meritato. Io su questo, perché c'era stata poi la battuta post partita contro la Juventus sul discorso, mi pare Berardi l'avesse detto sul discorso Scansuolo, ovvero situazione Sassuolo già salvo, figurati come se ne andrà a giocare, quindi c'è stata anche una sorta di rivalsa da questo punto di vista, anche perché mi pare che nessuno possa mettere in dubbio il valore del Sassuolo, soprattutto là davanti, ma anche a centrocampo. E ti faccio proprio la domanda su Conè, che comunque un giocatore aveva comunque un pedigree importante, però sai, in un campionato come la Serie A, in una squadra che comunque arrivava dalla Serie B, quindi comunque era un nuovo ingresso, quanto è stato bravo o grosso, perché anche l'inizio del Sassuolo non era stato bellissimo, anche se io mi ricordo che all'andata aveva ampiamente dominato nella sfida all'Unipol-Domus contro il Cagliari. Sì, è una delle rivelazioni del Sassuolo, con un altro acquisto azzeccato dal DS Francesco Palmieri. Grazie poi, è arrivato grazie agli ottimi rapporti che c'erano con la vecchia dirigenza del Marsiglia, perché Longoria, il presidente, è stato capo scout del Sassuolo qualche anno fa. C'era Giovanni Rossi che era collaboratore di Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi è stato insomma allenatore del Sassuolo per 3 anni. Giovanni Rossi è stato storico direttore sportivo del Sassuolo per tantissimi anni, dalla C alla Serie A, ha fatto l'Europa, insomma ha fatto tanto. Poi grazie a questi rapporti insomma il Sassuolo ha potuto chiudere diversi affari col Marsiglia. A gennaio sono arrivati anche Garcia e Bacolà. Con lei ha un po' sorpreso tutti perché se ne parlava bene, classe 2002, va insomma un punto fermo della nazionale canadese, però c'erano dei dubbi sull'aspetto caratteriale. L'aspetto principale diciamo era questo, insomma le qualità tecniche nessuno le metteva in dubbio, era un giocatore comunque ha giocato in Premier, aveva fatto bene anche in Ligue 1. Con De Zerbi non si è trovato bene, non è scattata la scintilla famosa. Una ripresa video, no, nella serie dell'Olympique Marsiglia dove praticamente De Zerbi manda via dall'allenamento Ismail Koné, poi gli urla proprio call your agent, chiama il tuo agente, no? Adesso vai a chiamare il tuo agente. Non era scattata lì la scintilla e da queste parti diciamo tra virgolette ringraziamo De Zerbi, no? Perché Sì. comunque ha spedito al Sassuolo un gran bel giocatore. Devo dire, ho letto diversi articoli a Marsiglia proprio in queste settimane dove criticavano De Zerbi per aver mandato via forse un po' troppo a cuor leggero questo calciatore, perché Marsiglia l'ha venduto sui 12 milioni, Sassuolo lo venderà minimo al doppio, quindi farà un'altra bella plusvalenza. Carnevale ha parlato di 30 milioni che possono bastare per esempio per Conè, quindi a un anno, anzi l'ha riscattato praticamente a gennaio, dopo 6 mesi insomma diventa sicuramente una bellissima plusvalenza per il Sassuolo. Dovesse cederlo poi in estate, io credo che uno dei papabili insomma per la cessione sarà proprio lui, perché mi dispiace dire, tra virgolette, è sprecato a Sassuolo, merita una grande classe, è dimostrato di essere un grande centrocampista, un box to box, ha fatto 5 gol quest'anno, anche l'assist, però comunque è un giocatore che sa fare benissimo le due fasi, ha giocato a 3, ha giocato a 2, credo che chi lo prenderà insomma farà un affare. Fra? No, volevo chiedere ad Antonio quanto è, può sembrare una domanda banale, però quanto è fondamentale Domenico Berardi per questa squadra. Adesso stavo guardando un po' di statistiche appunto del Sassuolo. È curioso il fatto che il tridente titolare d'attacco, quindi Lorientè, Berardi e Pinamonti al centro, hanno ognuno 7 gol Pinamonti, 7 gol Berardi, 5 gol Lorientè, e poi 7 assist Lorientè, 6 assist Berardi, 4 assist Pinamonti. Cioè mi sembra veramente un tridente che funziona tantissimo, che quando il giorno che non segna uno ci pensa il compagno, no? A tenere alta la bandiera dell'attacco nero-verde, però è chiaro che tutto quasi ruota intorno a Berardi, cioè almeno questa è la sensazione che abbiamo poi noi dall'esterno. 2 anni fa fu decisivo il grave infortunio di Berardi per la retrocessione del Sassuolo. Che Berardi è quello di quest'anno, secondo te?
E infatti basta pensare a questo esempio che hai menzionato tu, no? 2 anni fa, a marzo, era la prima di Ballardini, eravamo a Verona, c'erano nuove speranze nell'aria perché c'era stato l'esonero di Dionisi, c'era stato l'interregno di Bigica che dalla primavera era salito in prima squadra perdendo per 6-1 con il Napoli, tra parentesi, una brutta parentesi per lui, non se lo meritava come allenatore perché lo stimo tantissimo. Poi era arrivato Ballardini, no? Il mago delle salvezze. Berardi rientrava da un infortunio proprio in quell'occasione, poi rottura del tendine d'Achille, lì sai, vari presagi, no? Inizi già a pensare male, la stagione che non va bene, Berardi era appena rientrato, si fa male, e da lì il Sassuolo è definitivamente precipitato e questo spiega poi l'importanza di quel numero 10 perché è vero, è l'ultima bandiera, non ha mai nascosto il desiderio di andare via. E questo devo dire, la gente paradossalmente lo apprezza perché non è uno che si è mai nascosto dietro. Parla poco, bisogna dire anche questo, almeno pubblicamente parla poco, però quando lo fa, insomma, fa dei titoloni a livello giornalistico, cioè nel senso non si nasconde mai, non è mai banale. Non ha mai nascosto il desiderio di andare a sentire quella musichetta della Champions e le ambizioni, se vogliamo, no? Sono anche legittime, cioè io faccio il giornalista, è chiaro, lavoro per Sassuolonews, mi piacerebbe lavorare, non lo so, per Sky Sport, le ambizioni ovviamente ci stanno, sono legittime, però quando scende in campo poi fa sentire la sua presenza, la sua leadership, il suo carisma, sia all'interno dello spogliatoio che in campo, ed è veramente un giocatore incredibile e forse avrebbe meritato un'altra carriera perché poi rimane un po' il cruccio, no, di averlo visto su a Sassuolo ed è un bene, io me lo sono goduto tutti gli anni, però al tempo stesso avrei voluto vederlo anche in una big perché io sono convinto che non avrebbe sfigurato. Lui inizialmente non era convinto di andarci perché è scottato dall'esempio di Simone Zazza che lasciò il Sassuolo dopo 2 anni, andò alla Juve e faceva panchina. Lui all'inizio aveva sempre detto io voglio andare via ma voglio una squadra che punti su di me. Certo. Poi non si sono mai trovati gli incastri giusti, poi quando lui voleva andare via non ha trovato la squadra, magari non ha trovato la squadra, poi non ha trovato l'accordo con il Sassuolo, eccetera, eccetera, però rimane un elemento veramente fondamentale. Poi quel tridente, insomma, no? I numeri parlano per loro, l'Orientè in questo momento è una forma incredibile, forse il migliore dei tre, Sì. per rendimento, e se vogliamo una notizia, perché poi le qualità di Lorientè insomma sono sotto gli occhi di tutti, però gli abbiamo sempre criticato la costanza di rendimento. Devo dire, questo 2026 invece secondo me è cresciuto tanto da questo punto di vista. Berardi sta bene, secondo me è il rimpianto di non essere stato convocato da Gattuso, penalizzato probabilmente dal 3-5-2 scelto dal nostro CT, e Pinamonti ha avuto degli alti e bassi, però ha fatto 6 gol in trasferta dei 7 realizzati, ha sfornato anche qualche assist. Qui devo dire, spesso e volentieri viene criticato dalla maggior parte dei tifosi. È un calciatore che sotto certi aspetti non ha mai convinto, cioè l'impegno non è mai mancato, c'è sempre stato, però sai, non è quel centravanti da 20 gol che fa innamorare la folla. È un centravanti moderno, se vogliamo, che si sacrifica anche per la squadra, segna poco, tra virgolette, cioè comunque va in doppia cifra, però segna tra virgolette poco per far impazzire i tifosi e poi è costato 20 milioni di euro, comunque rimane l'investimento più costoso della storia del Sassuolo, e questo in tanti tra virgolette glielo rimproverano, poi lui insomma se vogliamo ne è vittima, no, di questo, cioè, non è colpa sua se è stato pagato 20 milioni di euro però la gente glielo rinfaccia quando magari non segna, sbaglia qualche gol eccetera eccetera, però insomma il tridente del Sassuolo rimane uno dei punti di forza di questa squadra, insieme anche al tridente di centrocampo che menzionavamo prima, perché con Etor, Sved, Matic secondo me ce l'hanno in pochi, soprattutto nella parte destra della classifica. In pochissimi direi. No, invece l'altro tema secondo me interessante del Sassuolo, proprio a livello di descrizione di squadra, che hai in qualche modo anticipato, nel senso hai detto Pinamonti ha fatto 6 gol in trasferta su 7, insomma, una cifra abbastanza importante, e guardando anche numeri, no, di rendimento interno, rendimento esterno,
Cioè vedo 6 vittorie in casa, 5 in trasferta, 2 pareggi in casa, 4 in trasferta, 7 sconfitte in casa, 6 in trasferta, una media punti di 1,33 in casa, 1,27 in trasferta, 17 gol fatti, 21 subiti in casa, 19 in trasferta. Insomma, mi sembra una squadra che fa anche dell'equilibrio e della costanza di rendimento uno dei suoi punti di forza, che se ci pensiamo, per una squadra che risale dalla Serie B, chiaramente con ottime ambizioni, perché se no non vai a spendere i soldi che hai speso quest'estate appunto su Koné, giusto per fare un esempio, per portare Matic o quant'altro. Però è chiaro che anche in vista di un futuro magari che possa guardare un po' più in alto del 10° posto, questa costanza di rendimento è fondamentale ed è un po' quello che è mancato al Cagliari in questa stagione. Quindi ti chiedo un po' anche quanto viene apprezzata magari dalle parti di Sassuolo questo tipo di atteggiamento. No, questo secondo me è stato uno dei segreti, no? Poi sappiamo che Mapei Stadium, con tutto il rispetto insomma per i tifosi, che secondo me sono anche cresciuti anche a livello di tifo, no? Nella scorsa stagione paradossalmente in Serie B la curva si è compattata, è cresciuta, e poi quest'anno insomma questa crescita insomma se l'è portata anche in Serie A, però il Mapei Stadium non è mai stato, tra virgolette, un fortino del Sassuolo. È una situazione particolare anche questa, insomma, Sassuolo non gioca a Sassuolo, gioca a Reggio Emilia, eccetera, eccetera, lo sappiamo, però sicuramente è importante anche fare dei punti in trasferta, altrimenti non ci si salva. C'è grande equilibrio. Grosso secondo me è stato bravo in questo. Lui poi io lo chiamo il normalizzatore, perché ad esempio a differenza di Mourinho, no? Per fare un nome, lui invece è tranquillo, veramente ha una parola buona per tutti, ha compattato il gruppo già lo scorso anno dopo la retrocessione in Serie B e non era facile. È vero che il Sassuolo aveva uno squadrone, però quanti squadroni abbiamo visto fallire in Serie B, no? Ci sono squadre che spendono tantissimo, forse anche più del Sassuolo lo scorso anno, perché poi il Sassuolo lo scorso anno alla fine non ha venduto i migliori, e non ha investito tantissimo in entrata, riportando tanti giovani che erano di proprietà dai vari prestiti, riportandoli a casa. Poi ci sono tante squadre che spendono, continuano a spendere e sono ancora in Serie B. Invece Grosso è stato bravo a ricostruire dalle macerie. Poi da lì ha costruito la squadra per la Serie A. Quest'anno sono arrivati 10 giocatori nuovi in estate, tantissimi stranieri purtroppo, ed è un tema, no? Ed è un tema caldo ai noi per la nostra nazionale, perché anche il Sassuolo ha cambiato il suo marchio di fabbrica. Prima era una squadra costruita interamente da italiani, ora ci sono tantissimi stranieri. Però insomma, giocare in casa, giocare in trasferta, forse i calciatori neroverdi non sentono tantissimo la differenza, ed è per questo poi che portano a casa anche delle vittorie importanti. Io ricordo quella dell'andata di Cagliari. Per il Sassuolo è sempre stato un campo ostico, però fece una buonissima partita il Sassuolo, portando a casa i 3 punti. Ha vinto a Verona all'inizio del campionato, dove ancora non si sapeva, no? Magari che campionato avrebbe fatto il Verona. Ha pareggiato in casa della Juve, ha pareggiato in casa del Milan, quindi ci sono stati dei buoni risultati sia in casa che in trasferta. E l'unico dubbio, come dicevo alla prima domanda, è l'atteggiamento, cioè capire se la squadra sarà concentrata, sarà sul pezzo, allora darà del filo da torcere al Cagliari. Se vedremo il Sassuolo, soprattutto del primo tempo, visto con il Bologna, non dico che per il Cagliari sarà una passeggiata, però insomma sicuramente questo potrebbe rendere le cose più facili ai rossoblù. Perfetto. Anto, in chiusura ti chiedo giusto la probabile formazione del Sassuolo. C'è il dubbio probabilmente a destra, però probabilmente giocherà Valukiewicz, e anche a sinistra, confermato Garcia. Allora, sono un po' arrugginito perché insomma dopo la tosta Ti ho però spiazzato. finalmente torniamo a parlare di probabili Esatto. formazioni, Esatto. eccetera eccetera. Stavo pensando proprio questo, che l'anno prossimo vogliono allungare addirittura la seconda sosta. Mamma mia, ci saranno 2 settimane di sosta. Esatto. Tremendo, sarà tremendo da questo punto di vista, però vabbè, a parte tutto sì,
rientrano i calciatori con la Pertosse, perché già Torsved è andato in nazionale, per esempio, quindi ha anche giocato. Koulibaly no, non è stato convocato dal Mali, era stato inizialmente convocato, poi è stato escluso dalla lista dei convocati. Matic si è regolarmente allenato, ha anche partecipato a un evento con Mapi Sport, quindi dovrebbe esserci la classica formazione. Con la Juve abbiamo visto un 4-2-3-1 tra virgolette inedito, però credo che Grosso dovrebbe tornare al 4-3-3 classico, perché lì ha optato per questa nuova formazione perché mancavano Matic e Torsved soprattutto a centrocampo, quindi ha ridisegnato la squadra. Io credo che col Cagliari almeno inizialmente dovremmo vedere il 4-3-3 con Muric tra i pali, Valukiewicz a destra, ballottaggio a sinistra tra Ulisses Garcia, che nelle ultime settimane ha superato Doig e dovrebbe giocare dal primo minuto, al centro Moremovic, reduce dalla bellissima prestazione ai noi in Bosnia e Italia, e Izes al suo fianco, a centrocampo Matic, Torsved e Conè, in avanti appunto il tridente delle meraviglie, Berardi, Lorientè e Pinamonti. Perfettissimo Anto, grazie mille, grazie davvero per la tua disponibilità, ci sentiamo poi questi giorni per le ultime news. Ok? Grazie a voi. Grazie Antonio, buon lavoro. Ciao ciao, ciao ciao. Eccoci qua. Allora facciamo lo switch, facciamo entrare subito il prossimo ospite. Pronto? Tommaso? Tommaso, ci sei? Tommaso? Sento la mia voce in un'altra lingua. Tommaso, ci sei? Guarda che è uscito, devi farlo rientrare. Tommaso? Pronto Tommaso, ci sei? Niente. No, Niente. non sento. No, è uscito. Vabbè, aspetta, Proviamo aspetta. di nuovo. Però adesso mi dice dispositivo non collegato. Ok, proviamo. Tommaso, ci senti? Sì, ora sento, eccoci qua. Ecco, Prima perfetto. vi avevo perso per sentito tutta la vostra discussione poco fa, poi dopo quando mi avete messo dentro credo che sia saltato un po' tutto il collegamento. Eccoci qua. Come sempre, Perfetto. succede con la tecnologia. Come stai intanto? Alla grande ragazzi, tutto bene, dai, a parte l'Italia che cerco ovviamente di mettere da parte, per il resto tutto bene. Vai Luke. Tove, io ti chiedo, innanzitutto ti ringraziamo ovviamente per la tua disponibilità, ti chiediamo anche un tuo parere sulla stagione del Cagliari, anche questa lotta a salvezza che è diventata sempre più accesa, ci sono diverse squadre, però è ovvio che il Cagliari aveva comunque un vantaggio importante, possiamo dirlo, e nelle ultime 7 giornate appena 2 punti è un po' crollato il suo rendimento. Che cosa pensi su questa stagione del Cagliari, anche in vista di queste ultime 8 partite? Ma allora diciamo che sia un po' complicata la vita la squadra di Pisacane, anche perché come dicevi tu a fine gennaio quel trittico di vittorie aveva fatto pensare che la stagione fosse più o meno archiviata, nel senso che poi già all'epoca, già a fine gennaio bastavano pochi punti per salvarsi, ma anche oggi non ne servono tantissimi. È chiaro che bisogna cominciare a ritrovare confidenza con i 3 punti, è importante. Adesso hai un paio di settimane fondamentali per capire se riuscirai a toglierti da questa posizione definitivamente. La sensazione è che la squadra non abbia approcciato bene le partite nelle ultime 7, come dicevi te, che in realtà doveva approcciare bene, cioè gli scontri importanti che si è andato a perdere, penso ad esempio all'Arena di Garibaldi contro il Pisa, ma anche la partita interna contro il Lecce che vai a perdere, cioè le partite dove non dovevi sbagliare l'atteggiamento sono le uniche in realtà dove ti è mancata quella cosa lì. Poi altre volte l'atteggiamento c'è stata, magari anche la prestazione, però contro squadre un po' più importanti. Dopodiché la stagione nel complesso mi sembra un'ottima stagione, hai trovato dei giovani importanti, hai valorizzato secondo me anche diversi giocatori che avevi già in rosa. A me la squadra continua a piacere, io continuo ad avere grande stima dell'allenatore. Ripeto, non vorrei che nelle ultime settimane fosse subentrato un po' la paura di non trovarla più questa vittoria, che ormai manca da diversi mesi, ecco. Fra?
No, Tommaso, non per tornare ovviamente al discorso Italia, quindi lasciamo perdere tutto quello che è successo, ma sfrutto il fatto che comunque il Cagliari abbia dato alla nazionale di Gattuso, pur con il rendimento che abbiamo visto, due giocatori, e mi sembra che al di sotto dell'Atalanta sia l'unica squadra che ha dato così tanti giocatori alla nazionale. È curioso questo paradosso, no? Cioè il fatto che in questo momento il Cagliari si trovi in crisi di fatto di risultati dopo il 31 gennaio, però allo stesso tempo c'è un riconoscimento per quanto riguarda appunto il rendimento dei singoli, Caprile, palestra nazionale, ma anche altri tre giocatori che sono andati con le proprie selezioni. Quanto è difficile riuscire a dare un giudizio anche equilibrato, nel senso, su tutta quella che è stata fin qui la stagione del Cagliari? Perché tu giustamente hai detto un'ottima stagione per quello che hanno dimostrato, che hanno potuto dimostrare, però poi questo tipo di giudizio si scontra con gli ultimi risultati, con anche proprio i problemi che sono emersi in maniera chiara a Pisa, per esempio, che è stata una partita folle, cioè senza nessun tipo di giustificazione. Ora manca il rush finale, però è anche vero che il calendario è complesso. Come si affronta questo fine di stagione da montagne russe? Perché questo è stato poi alla fine il campionato del Cagliari. Ma io credo con l'elmetto, cioè cominciare a pensare di sporcarsi anche un po' le mani, perché io poi molte volte ho visto anche un Cagliari con giocatori di qualità, con la voglia di fare bene, di giocare. Cioè adesso bisogna pensare, secondo me, anche un pochino meno a quella che può essere la prestazione dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. Bisogna cominciare a pensare che a un certo punto le partite le devi portare a casa, cioè devi portarti dei punti, soprattutto in questi scontri diretti che arriveranno. Adesso, se non sbaglio, oltre a Sassuolo ci sarà poi la partita con la Cremonese, no? Esatto, Che, sì, sar- sì. che sarà una partita, secondo me, uno spartiacque determinante, anche perché poi adesso la Cremonese ha vinto l'ultima, viene da un'energia diversa, e per me la partita contro il Sassuolo è una di quelle partite da non sbagliare, perché così arrivi anche a quella gara in maniera diversa, no? Con un approccio totalmente differente. Io sono molto fiducioso, nel senso che secondo me i giocatori anche di esperienza, non solo i giovani di qualità e non solo questo palestra straordinario che insomma raccontiamo da inizio stagione, ci siano per riuscire a portare a casa questa salvezza. Dopodiché fa abbastanza specie guardare veramente il calendario delle ultime 7 e un po' preoccupa, questo sicuramente un po' preoccupa. Lasciatemi dire che la pausa in questo momento che c'è stata per gli impegni nazionali, al netto del fatto che magari non hai avuto tutto il gruppo a disposizione, perché poi ci sono anche giocatori che sono andati con le proprie selezioni, può aiutare ad aver staccato la spina e a riprendere per fare un grande, no, finale di stagione questi ultimi 2 mesi, queste ultime 8 partite con la testa giusta. Ecco. Ti chiedo, è più importante secondo te la partita di sabato, non di domenica, di sabato col Sassuolo, o quella di sabato successivo, del sabato successivo con la Cremonese, secondo te, per questo Cagliari? Vado sull'aritmetica, cioè se tu sbagli la partita contro il Sassuolo e poi vinci quella con la Cremonese, comunque ti vai a prendere un margine sulla Cremonese, che oggi è una delle concorrenti lì per non retrocedere, quindi è evidente che la partita successiva è molto più importante proprio dal punto di vista aritmetico. Se perdi quella partita, cioè non solo perdi 3 punti, ma perdi anche 3 punti contro una concorrente. Però la partita col Sassuolo, secondo me, è fondamentale, anche per tutte le ragioni che dicevate prima, perché comunque affronti una squadra che ha fatto una grande stagione, ha degli ottimi giocatori, però ha qualche buco stagionale, ha qualche partita in cui manca clamorosamente, proprio sembra che non abbia la giusta mentalità. È un po' la differenza tra la squadra che lotta per l'Europa e la squadra che invece sta lì in mezzo alla classifica. Magari questo campionato in cui può vincere con tutte, può farti la grande partita contro la grande squadra, Sassuolo, questo poi è quello che ha dimostrato, e poi magari vai a buttare via dei punti contro l'ultima in classifica. Ecco. Quindi bisogna forse approfittare di quello anche per arrivare, come ti dicevo, a un'energia diversa nello scontro diretto con la Cremonese. Ti aspettavi qualcosa di più da qualche singolo? Faccio un nome a caso, Foloruncio.
Beh, diciamo che non è stato fortunato, perché poi farsi male dopo che fai gol a fine dicembre, cos'era il 23 dicembre se non sbaglio, Sì, va a segnare, va a l'andata di segnare. Cagliari-Pisa, Ecco, esattamente. esatto. Vai a segnare quei gol lì, ti fai male, stai fermo 2 mesi, rientri secondo me e hai bisogno anche di trovare la condizione. Chiaro che io mi aspettavo in generale tanto da questo giocatore anche dal punto di vista dei bonus, no? Dei gol e degli assist, perché lui è uno che ce li ha nelle corde. Però ragazzi è difficile per uno con la sua fisicità, quando stai fermo 2 mesi, puoi riprendere e avere di nuovo un grande impatto. Luca? Invece, Tommy, io ti chiedo le ultime due domande, ti faccio la prima su un altro singolo, ovvero su Sebastiano Esposito, anche su di lui, probabilmente anche a livello di bonus, visto che parliamo di gol e assist, ci si aspettava un po' di più, ma c'è anche il discorso relativo alla posizione in campo, e poi in generale sul discorso salvezza, ovvero hai citato la Cremonese, ovviamente anche il Lecce perché ha pari punti con la Cremonese, c'è la Fiorentina che è ripresa, il Cagliari e poi possiamo contare anche il Parma, che anche lui ha un allenatore giovane, debuttante, tanti giovani e anche la squadra ducale nelle ultime settimane è sempre andata un po' incalando a livello di rendimento. Proprio il Parma ti sorprende perché anche quando le cose vanno male, no, hai momenti altalenanti, poi alla fine riesce a sfangarla, molte volte tiene la porta chiusa, è la squadra che converte nella Sì. maggior media punti i gol segnati, quindi per quanti pochi gol ha segnato ha tantissimi punti, quindi questo significa grande solidità difensiva nelle partite che vanno portate a casa e poi ha un margine rispetto alle altre che non è da sottovalutare. Vero, ha perso l'ultima partita molto brutta in casa con la Cremonese, però sono dell'idea che il Parma sia fuori da questa corsa, nel senso che veramente basta poco, 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 poco. Poi abbiamo visto il Verona di Malesani retrocedere quando Guarda. all'epoca mi ricordo quando a 3 giornate alla fine aveva un vantaggio tipo, adesso non mi ricordo, più 7, più 8, una roba del genere, quindi può succedere di tutto. Nella corsa a salvezza poi basta vincere 2 partite e esci, quindi attenzione, cioè quello che è successo al Cagliari a gennaio è indicativo. Eri nella melma in una situazione complessa, hai vinto 3 partite, hai fatto 9 punti in 2 settimane e mezzo e sei uscito. Adesso sei rientrato, se riesci a vincere queste 2 partite, festeggi la salvezza fra 10 giorni. Quindi bisogna essere equilibrati, bisogna pensare partita a partita. Mi aspettavo qualcosa di più da Esposito dal punto di vista dei gol, però io continuo ad apprezzare tantissimo questo ragazzo. Secondo me ha delle potenzialità enormi e mi sembra anche che stia maturando. Poi è chiaro che deve essere a volte anche un po' aiutato in generale, no? Dal contesto in cui gioca, dalla squadra, però un bel tiro, secondo me ha personalità, non gli è girata bene a volte perché magari ha beccato un palo, è dato vicino alla rete, però per me è uno su cui aggrapparsi in questo finale per raggiungere la salvezza. Perfetto. Fra? Oh, l'ultima, chiaramente che partita ti aspetti sabato? Perché abbiamo parlato prima col collega Antonio Parrotto di Sassuolonews, ci ha detto un po', ci ha descritto un po' quello che è il momento dei neroverdi di Fabio Grosso. Il Cagliari arriva dopo la sosta con insomma, aver recuperato l'importanza di aver recuperato alcuni giocatori chiave, penso De Iola, Mazzitelli, si è rivisto Belotti, lo stiamo vedendo anche nel video dell'allenamento di ieri, eppure Borrelli. Che partita sarà secondo te? Secondo me sarà una partita molto chiusa, nel senso che poi il Sassuolo è una squadra che tende ad andare in verticale sui suoi tre attaccanti, tende ad allargare tanto il gioco. Mi aspetto un Cagliari che farà una partita corta per poi provare a ripartire con le sue frecce. Onestamente devi anche sperare che quelli lì davanti, soprattutto Loriente e Berardi, non siano in giornata perché poi quando sono in giornata la giocata, no, la trovano per determinare. E in mezzo al campo invece partita fisica, occhio al loro centrocampo, hanno tanti giocatori molto interessanti, Smacone, Torsvet, gente anche d'esperienza come Matic, eccetera, eccetera. Insomma. Mi aspetto una partita non troppo divertente ma molto combattuta. Vedremo se effettivamente andrà così. Tommaso, grazie davvero di essere stato con noi. Ti aspettiamo presto. Un abbraccio e buon lavoro. Grazie mille. Ciao Tommaso. L'abbiamo perso. Abbiamo perso, sì. Crollato. Crollato tutto.
È crollata vabbè. la linea in piena zona Cesarini. Proprio Perfetto. all'ultimo Esatto. vabbè, ma almeno è crollata all'ultimo All'ultimo secondo e non prima, esatto. dai. Non è Esatto. una Quindi scalata grazie sui StreamYard, saluti, per cui grazie. as usual, come si suol dire, insomma, vabbè. Va sempre così, va sempre così. Eccoci qua. Molto bene. Allora, beh, adesso abbiamo tempo per l'ultimo step, ovvero parliamo della giornata di ieri allo stadio. Eh sì, allo stadio, scusa. Per la questione stadio, sul discorso, insomma, ti chiedevano già come è andata la giornata ieri, che ti hanno visto sia far domande la mattina sia la sera, se alla fine c'è stato questo dibattito. No, ovviamente no. Non c'è stato nessun dibattito perché alla fine l'opposizione è riuscita nella sua idea, cioè quella di rinviarlo alla settimana prossima, la settimana dopo Pasqua, però è stata chiaramente una giornata molto molto importante sul fronte. È stata una mattinata soprattutto importante, anche perché poi insomma il dibattito, intendiamoci, sarebbe stato un utile spazio per i vari consiglieri e la giunta magari di rispondere, insomma, per esporre il proprio pensiero, ma dal punto di vista decisionale era un dibattito che insomma non portava praticamente a nulla, proprio un esercizio di stile, ecco, diciamo così, e di democrazia. Ciò detto, è stata una mattinata, ripeto, fondamentale ieri, perché comunque appunto dopo la riunione che è durata circa un'ora e mezza scarsa, diciamo così, e poi alla fine appunto sono usciti tutti i vari rappresentanti. Qua stiamo vedendo proprio la conferenza stampa nel post riunione in cui hanno parlato il sindaco Massimo Zedda e il vicepresidente del Cagliari Maurizio Fiori in rappresentanza del club, ma prima si erano fermati anche il rappresentante di Costim Real Estate e presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli, ma per quello che insomma ci riguarda soprattutto da vicino sono state le parole dette ieri appunto in conferenza stampa, che hanno spiegato un po' lo stato dell'arte. Lo stadio si farà dopo la paura degli ultimi giorni. C'è stato questo accordo, è stato trovato l'accordo tra le parti, e è stato superato anche l'ultimo ostacolo, che era quello legato al canone annuo di concessione, che come abbiamo visto, come è stato detto, sarà tra i 150 e i 180 mila euro l'anno, ma in realtà da quello che ci risulta sarà più sui 150 che sui 180, anche perché poi a questo vanno aggiunte tutte le varie utenze, quindi banalmente le tasse, l'IMU, la Tari, tutte queste cose qua, che chiaramente il concessionario, quindi in questo caso il Cagliari, qualora appunto dovesse vincere, come è ovvio che sia, la gara per costruire lo stadio, dovrà poi corrispondere al comune. Quindi insomma, magari sui 180 potrebbe essere anche compresi gli altri oneri. Detto ciò, è una giornata importante, ripeto, perché ha tolto molte nubi, praticamente le ha diradate tutte le nubi, Esatto, sulla questione stadio. È stata trovata, come dicevamo, una quadra, è stata trovata una quadra con il Cagliari, che ha deciso di accettare poi ancora una volta le condizioni imposte dal comune. Il mio giudizio personale, dopo appunto aver assistito a tutti i dialoghi di ieri, dopo aver cercato un po' di capire meglio con qualche domanda durante la conferenza, è che ha vinto la volontà di farlo questo stadio, a prescindere da tutto. C'è stato un impegno importante da parte del Cagliari, che ha deciso appunto di triplicare di fatto il canone rispetto a quelle che erano le condizioni iniziali presentate nel PEF, quindi da 50 a 150.
Mi sembra di poter dire, ovviamente non ho la certezza, non ho le prove, però mi pare che ci sia stata appunto un enorme passo avanti fatto dal proponente, quindi appunto al Cagliari e da tutto l'entourage, diciamo così, che il comune ovviamente ha ben accolto, e quindi questo stadio si farà, che credo che sia la notizia più importante dell'anno probabilmente. Direi. Ho visto un Maurizio Fiori molto entusiasta ma comunque misurato anche nelle dichiarazioni. È molto importante il fatto che sia stato lui a rappresentare il Cagliari e non Tommaso Giulini, che era seduto a fianco alla sua destra, alla destra anche dell'avvocato Romei, anche se io credo che Giulini poi troverà il modo di dire la sua anche sul discorso stadio, credo, una volta che effettivamente ci saranno poi La chiusura totale, il completamento sì, di diciamo tutto. così, una volta che parte la gara per l'inizio dei lavori, che è prevista, ricordiamo, tra giugno e luglio del 2026, partenza entro il 2027 dei lavori, entro giugno e luglio 2027, e consegna nel 2031, perché lo stadio deve essere operativo un anno prima certo. degli europei del 2032. Quindi questo è un po' il discorso generale. La cosa fondamentale, ripeto, è che appunto lo stadio si farà perché, diciamola brutale, perché gli americani hanno deciso che si deve fare. Cioè, sono state superate quelle che erano le criticità legate al discorso del canone, che sembravano essere uno spettacolo insormontabile e quant'altro, invece così non sarà. L'altra notizia che è emersa ieri è il fatto che comunque la Sardegna Arena non verrà smantellata, ma resterà lì dov'è, esattamente com'è, ecco, fondamentalmente, o meglio, dovrebbe restare anche comprese... Ci sarà sicuramente. No, nel senso che dovrebbe restare così come dovrebbe. Quindi sicuramente, siccome ieri si è parlato che non verrà sicuramente smantellata la main stand, che quindi è la tribuna centrale, cioè tutta la parte della tribuna, che è l'unica parte di muratura di fatto dello stadio. L'idea è quella di ridarla chiaramente in concessione al Cagliari per farne il polo, per esempio, delle giovanili, che potrebbero andare a giocare là e non più ad Assemini, per fare qualche rifinitura anche da parte della prima squadra stessa, per allenamenti aperti, cioè banalmente quello che è stato fatto ieri esatto. si farebbe di nuovo all'Unipol Dome, insomma alla Sardegna Arena, che tornerebbe insomma a Sardegna Arena a quel punto. Insomma, direi che comunque è stata una giornata assolutamente fondamentale, ecco, su questo fronte. Poi c'erano altre domande che non ricordo, qualcuno mi chiedeva forse di Giulini, come l'ho visto. Beh, l'ho visto molto silenzioso, ovviamente, molto, cioè, ha lasciato di fatto spazio a Maurizio Fiori, è stato deciso così, era una scelta proprio strategica e comunicativa, possiamo intenderla in questo modo, e quindi insomma è un ulteriore segnale, ecco, diciamo così, un ulteriore segnale del fatto che anche il Cagliari, cioè, o meglio, che nel Cagliari sta cambiando un po' anche quello che è il discorso della gestione del potere all'interno. In questo momento ancora Tommaso Giulini è a oggi il proprietario della quota di maggioranza. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, potrebbe, come abbiamo già ampiamente anticipato, potrebbero cambiare anche i rapporti di forza a livello di percentuali di quote di proprietà all'interno della compagine sociale del Cagliari Calcio. Quindi questa è stata un po', penso di aver detto più o meno tutto, sì. Quelli che sono i temi
legati allo stadio. È stata una conferenza abbastanza lunga perché è durata 35 minuti, quasi 40 minuti, perché il sindaco parla. Questo credo che insomma sia abbastanza notorio, però credo anche che fosse giusto provare a capire tutta la situazione, cioè provare a fare domande anche che potessero cercare di sciogliere dubbi, non tanto in noi quanto soprattutto nella tifoseria e negli altri osservatori, ecco. Però credo che con la giornata di ieri si sia visto il primo cambio di passo anche, ripeto, nel futuro societario del Cagliari. Ripeto, Maurizio Fiori molto entusiasta anche nelle dichiarazioni. Credo che appunto lo sentiremo parlare tante volte nel prossimo futuro, ecco. Tra l'altro l'aveva anche detto il presidente Giulini all'ultima riunione in Lega Serie A, avevamo avuto anche l'estratto, che comunque ci sarebbe stato probabilmente il passaggio legato ovviamente allo stadio, ma non nei tempi in cui si era detto, però insomma ci sta, quella volontà in questo caso del Cagliari è stata dominante, perché è ovvio che se il Cagliari non avesse cambiato un po' la situazione, probabilmente non si sarebbe trovato l'accordo. Bene, perché comunque è la volontà di uno stadio che è 10 anni che se ne parla, forse anche di più, anzi di più sicuramente, più di 10 anni, perché il tempo nel frattempo passa, però è sicuramente una buona notizia sul campo stadio, ecco, questa è la buona notizia. Su invece lato campo, è ovvio che non per Scusa, cambiare siccome leggevo adesso, stavo recuperando Ah, qualche domanda. Lo stadio si fa a certo. prescindere dall'europeo. Questo, Certo, non avevo questo perso è... questa No, domanda. questo è giusto per... Ci mancherebbe. no, ce ne sono un paio di domande sul tema. Lo stadio si Allora fa a sono in alto. prescindere. L'europeo diventa il traino anche per fare in fretta, ecco, diciamo così. Ma non è la condizione sine qua non, ecco, che ci sia lo stadio, voglio che si faccia l'europeo, anche per un semplice motivo, e lo ha spiegato ieri Zedda, del fatto che qualora appunto l'Italia e Cagliari fosse indicata come città ospitante e quant'altro, ci sarebbe anche un contributo da parte del governo di un tot di milioni, mi pare di ricordare una trentina di milioni circa, come contributo proprio cioè finalizzato all'impiantistica sportiva per gli europei. Ma questo contributo ovviamente ancora non c'è, ovviamente non si sa neanche se ci sarà, e le parti si sono assunte con quel rischio di anticiparlo, cioè o meglio, non di Certo. anticiparlo, Vabbè, di farla a di prescindere. considerarlo come se non ci fosse. Esatto, Ecco, poi se esatto. arriva meglio, diciamo così, Certo. ok? E anche questo poi la dice lunga, quindi al di là del fatto che l'europeo si faccia o meno, lo stadio si farà comunque a Cagliari e le tempistiche saranno quelle. Ripeto, poi l'europeo è un'occasione, perfetto, ma non è necessario affinché poi lo stadio venga costruito. E credo che questa sia la cosa più importante in assoluto anche da chiarire. E quindi come tempistiche, poi guardate, a parte che vi potete recuperare il video che state vedendo in questo momento, YouTube. lo trovate su YouTube, c'è la conferenza stampa integrale. Se non avete 35 minuti di tempo della vostra vita da passare a ascoltare le dichiarazioni di ieri, ci sono comunque i reel che abbiamo caricato su Instagram e su Facebook, quindi sono 2 di Fiori e 2 di Zedda. Abbiamo messo i passaggi centrali, quelli principali, quindi insomma vi potete comunque fare una vostra idea anche senza ascoltare tutta la conferenza, diciamo così. Vabbè, però se l'ascoltano è meglio, ci sta. Lo mettete in Allora, sottofondo, io così. vi dico, io ieri ho fatto questa scelta, perché ho detto riprendiamola tutta, integrale. Certo. Infatti mi ha un po' bestemmiato Marco Camba, che non aveva il trepiede, quindi insomma registrare con una fotocamera che pesa 4 kg a braccio, insomma, quindi anche se ogni tanto vedete qualche movimento un po' così è per quello, perché non avevamo
in treppiedi, poi a un certo punto si è stufato, l'ha appoggiata sul tavolo e quindi l'immagine è stabile che l'ha appoggiata e quindi così. E quindi al di là delle battute, però dicevo, effettivamente noi abbiamo detto, cioè io ieri ho deciso di riprenderla tutta proprio per dare la possibilità a chi non c'era di seguire tutto e di poter dire ok, mi faccio un'idea come se io fossi stato lì, ok? E quindi insomma, credo che sia stato apprezzato anche da qualche collega, devo dire, è stato apprezzato sicuramente questo tipo di scelta, ecco. E quindi questo, insomma, il discorso stadio lo si può chiudere qui. Credo, ripeto, che fosse cioè che sia stata una giornata fondamentale da quel punto di vista, perché nei giorni scorsi ovviamente c'era la paura che tutto potesse saltare, quindi vedremo. Ecco, per rispondere alla domanda di Davide, sicuramente io non so se sia l'ago della bilancia, però anche sentendo ieri Simonelli è evidente quanto, lo dicevamo anche ieri Luca, se ti ricordi, nel mio collegamento di ieri, quanto le istituzioni calcistiche in questo momento stiano, e non solo calcistiche, secondo me anche in generale, stiano spingendo molto sul cantiere di Cagliari, sulla possibilità di costruire un nuovo stadio a Cagliari, proprio per fare da, come dicono loro, benchmark, cioè quindi anche ecco. da, no? Da vetrina, da esempio. No, da esempio, da modello, ecco, Sì. insomma, guardate che si può fare uno stadio anche se non sei a Roma, anche se non sei a Milano, e quindi se non hai magari caratteristiche, perché l'ho detto anche Zedda ieri ovviamente, cioè un conto è costruire a Milano, un conto è costruire a Cagliari, anche dal punto di vista proprio della recupero e reperimento di fondi, di sponsor, di investitori e quant'altro, quindi insomma da quel punto di vista insomma, questo credo che sia abbastanza chiaro. E quindi, ripeto, io prevedo un pressing importante da parte delle istituzioni e anche un'attenzione particolare da parte delle istituzioni nazionali sulla situazione Cagliari. Quindi non so se per il discorso di essere ago della bilancia, quanto per quello di essere un esempio da seguire anche in altre piazze, ecco. Ci sta. Va bene. Passiamo un po' al discorso campo, perché comunque dopodomani ci sarà appunto Sassuolo Cagliari. Ieri sono andato io all'allenamento del Cagliari, a porte aperte, c'erano 200 persone, possiamo dire una giornata abbastanza fredda, mettiamola da questo punto di vista, perché comunque le richieste erano 500. Diversi tifosi non sono venuti perché realmente c'era un tempaccio, però mi è bastato anche per vedere comunque chi era in campo. Ti posso dire, Borrelli è lontano tantissimo dalla condizione migliore, quindi per come la vedo io ha giocato gli ultimi 15 minuti, ecco, nella partitella, quindi vedo difficile una sua convocazione per la sfida contro il Sassuolo. Aveva iniziato invece Belotti, anche lui si cerca di fare qualche scatto, però è ancora, anche lui secondo me, lontano dalla forma migliore, quindi anche lui secondo me per il Sassuolo non verrà convocato. Poi magari vengono convocati come è successo in passato per Deiola, ovvero quei giocatori che comunque li porti nella trasferta per fare comunque gruppo. Ho visto bene Gaetano, che tra l'altro ha anche parlato a fine allenamento, molto carico, anche a livello di gioco, insomma, l'ho visto bene in forma. Tra l'altro è stato provato da una parte Gaetano e dall'altra Mazzitelli come play, quindi probabilmente sono una alternativa dell'altro. Ho visto bene Deiola, quindi questo è sicuramente un ottimo recupero. Su chi giocherà titolare contro il Sassuolo, chiaramente Pisacca ne ha mischiato un po' le carte, però io presumo che Deiola potrebbe comunque partire titolare al fianco a Gaetano e poi presumo dopo. Davanti mancava Kilixoi, perché Kilixoi, Palestra, Obert
rientrando dalle nazionali hanno fatto allenamento in palestra, quindi non sul campo. Bisognerà capire là davanti se verrà confermato come è successo ieri, ma ripeto, mancava Kilixoy, quindi Folorunce e Esposito come coppia d'attacco, oppure se effettivamente verrà data la possibilità a Kilixoy di partire dal primo minuto, e a quel punto potrebbe non essere titolare, presumo Folorunce più di Esposito, però bisogna vedere, vediamo. Vedo difficile però un centrocampo con Gaetano, Folorunce e De Iola, che secondo me sarebbe l'ideale, visto anche il tipo di partita che devi giocare, ovvero decisamente offensiva, con anche dei rischi. Vedremo, soprattutto davanti. Guarda, io sono curioso perché poi ricordiamoci, cioè, ieri alcuni non c'erano, l'ho detto prima, noi stavamo lavorando in palestra, quindi Sì. è chiaro che le scelte siano poi state anche, insomma, viziate da un certo punto di vista. Cioè prima vedevo appunto C'erano anche Obert tanti che non primavera, c'era, e quindi, c'erano anche esatto, tanti quindi c'era primavera, Marini a sinistra, Marini, 3P, insomma, Mendy, insomma, cioè, eh. vabbè, Liteta ormai è nella squadra dei grandi, quindi fondamentalmente in attacco c'era comunque Albarracin, gli attaccanti erano 3P magari sulla destra con Albarracin sulla sinistra e magari Mendy centrale. È stato provato anche questa formazione, ma ovviamente parliamo anche di due moduli diversi, perché è stato provato una difesa a 4, è stata provata la difesa a 3, una contro l'altra. Insomma, ha provato diverse cose. Chiaramente parliamo di un allenamento che è durato un'ora, di un allenamento a porte aperte, e quindi inevitabilmente le scelte verranno fatte in altri momenti. Però secondo me è sempre comunque un'ottima idea quella di aprire, ecco l'espulsione di Clixori. Sì, insomma, diciamo che è stato poco furbo in questa situazione, anche soprattutto perché è capitano, era già ammonito. Sì, Poi, tra l'altro, sì, una sì. partita folle con il malore all'allenatore della Amatore, sì, sì, Turchia incredibile. Under 21, quindi insomma, secondo me poi il nervosismo ci stava anche per quello, perché tra l'altro la partita è rimasta sospesa quasi un'ora, forse anche più di un'ora. Poi ripartita, ma evidentemente la Turchia aveva già staccato un po' la spina, sì. Cioè, Sì, sì. non colpevolizzerei eccessivamente il ragazzo, diciamo così, perché insomma, poi credo che giocare contro i croati in Croazia non sia mai facile, ecco, quindi ho sempre avuto questa Nonostante fosse Under 21. impressione, sempre avuto questa Assolutamente. impressione. Allora, su Traccare che Per dice rispondere alla pensate che la traccata, divisione... No, io posso dire. guarda, non lo so, perché comunque parliamo di un ragazzo che è l'unico che si è salvato, è l'unico che comunque di quelli che c'erano martedì sera ha il futuro assicurato in nazionale. Credo che insomma, possa in realtà essere, non dico carico, perché carico no, perché chiaramente la botta c'è stata, e o meglio, l'impossibilità di partecipare a un mondiale sicuramente non è una cosa da sottovalutare, però penso anche che sia un ragazzo abbastanza intelligente da capire che nel disastro lui è stato l'unico a salvarsi, e ripeto, cioè, se pensate che l'Italia si è dovuta affidare per cercare di cambiare Aggrappare. qualcosa a un ventenne alla seconda presenza, cioè che aveva giocato 10 minuti prima nella prima contro l'Irlanda del Nord, un giocatore che ha esordito quest'anno di fatto seriamente in Serie A, perché aveva già esordito, però dico, le presenze vere le ha fatte quest'anno. Cioè, bisogna anche essere non tanto accontentarsi, ma ripeto, realisti, capire il contesto, cioè, lui dovrebbe essere contento in qualche modo, quindi spero che possa essersi, anzi in realtà non dico tolto un peso, però sai, hai avuto la conferma che effettivamente il buon lavoro che stai facendo in campionato col Cagliari poi sei in grado di farlo anche a livelli più alti, ecco. Quindi no, anzi, io spero che in realtà ne esca motivato. Rafforzato. Rincuorato no,
No, rincuorato no, però rinforzato, no, motivato sì. rinforzato. No, Perché dico non comunque che l'hai con detto tu l'esperienza... rincuorato. Ah, No, ok. lo stavo dicendo Ok. io, Perché magari capito? potevi capire, rinforzato, No, no, rincuorato ci no, no, stava. no, non siamo ancora a livelli geriatrici, nonostante la tua età, però dico, per quanto mi riguarda non ancora, non ancora. E quindi, insomma, sarà curioso anche vederlo. Permettetemi di dire che a maggior ragione il Cagliari contro il Sassuolo dovrà avere il piano B. Cioè, a Certo. maggior ragione perché hai avuto Palestra che ha dimostrato anche in Nazionale A di poter essere un fattore decisivo. Ecco, siccome stai giocando contro il Sassuolo e non contro la Bosnia, e quindi contro una squadra italiana che comunque gioca all'italiana, il piano B è fondamentale. Il piano B è fondamentale. Per quello che io spero Assolutamente. che Foloruncio possa giocare a centrocampo. Quindi tu dici Gaetano De Iola Folorunso? Guarda, ho il timore, più che il terrore, il timore che Foloruncio giochi davanti perché ancora non c'è un attaccante in condizione. Ho Quindi Esposito con questa... Folorunso davanti. ho questa Esposito, Foloruncio e Palestra. Sì, Ho sì, sì, certo, certo. questo sospetto, diciamo così. Eh, Però spero di sbagliarmi. Bisogna capire, in effetti, poi la reale condizione di Kilixoy, perché rimane comunque l'unico che può fare quel ruolo, visto, ripeto, Borrelli, anche Pavoletti ieri si è allenato in palestra perché ha un sovraccarico al ginocchio, quindi magari recupererà, però anche lui non è al 100%. Diciamo che là davanti, insomma, serve assolutamente il recupero di Borrelli e di Belotti, perché comunque là davanti, insomma, il Cagliari, abbiamo detto, tre gol nelle ultime 8 partite, direi un po' poco. Sì, Non- poi ho visto Kilixoy a tratti durante la partita con la Turchia, con la Turchia Under 21, insomma, anche lì ha non- giocato da fermo praticamente, quindi insomma non è stato secondo me al di là dell'espulsione, perché poi l'espulsione, ripeto, è l'episodio, poi tu puoi anche aver giocato bene fino a quel momento e poi ti si chiude la vena e sbrocchi, però non mi è sembrato nelle migliori condizioni, ecco, diciamo così. E quindi, boh. Ma guarda, Sulla io su- metterei Palestra a centravanti, guarda. Cioè, pur di non mettere Foloruncio, metterei quasi Palestra. Che tra l'altro è una cosa che stava facendo anche in alcuni momenti nella partita con la Bosnia, quindi insomma, lo si è visto a centrarsi anche però non lo so, vediamo No, un su po'. Gaetano, sulla domanda che fa Felix78, no, Gaetano, tra l'altro ne ha parlato anche ieri sul suo ruolo, lui si trova benissimo lì davanti alla difesa. Ripeto, è importante avere anche un Gaetano al 100%, perché comunque permette di attivare là davanti, ecco, ciò che è mancato nel Cagliari, tra le altre cose, è anche un gioco, una ripartenza anche a livello di occasioni, praticamente col Napoli, ripetiamo, zero tiri in porta. Quindi ovvio che da questo punto di vista il Cagliari deve sicuramente deve avere un maggior peso là davanti, perché altrimenti ovvio che se non segni viene tutto più difficile. Il Sassuolo ha comunque una buona difesa, perché i due giovincelli, Izes e Muaremovic, altro Muaremovic che era titolare con la Bosnia, insomma abbiamo visto, sono due giocatori assolutamente interessanti. Lì sulle fasce invece hai comunque Valukiewicz da una parte che è adattato, perché fondamentalmente non hanno mai avuto il terzino destro, e dall'altra c'è Garcia che ha preso il posto a Doig. Anche lui è un giocatore un po' più offensivo e lì dove potrebbe giocare Palestra, ecco, è vero, il famoso piano B, però il Sassuolo penso che sia un po' più in difficoltà a bloccare un giocatore come Palestra. Questa sensazione, eh. Però, ripeto, è ovvio che non Vedremo. puoi avere solo un piano, perché ti bloccano Palestra e tu hai finito, non può essere No, questo. ma poi soprattutto, adesso, cioè io poi non vorrei che passasse il messaggio che ce l'abbia con Foloruncio, cioè, assolutamente no, sia chiaro. No. Non è che non deve giocare, può anche giocare davanti,
però non a fare il gioco a cui siamo stati abituati a vederlo nelle ultime partite, sì. nelle ultime gare. Cioè, se si mette lì per fare un altro tipo di gioco, quindi per fare magari un po' più di possesso palla, un po' più di tecnica, un po' magari qualche tiro, magari qualche dribbling. Cioè, la Qualche tiro cosa fuori che, area, ieri li hanno provati tra l'altro, i ecco, tiri la fuori cosa area, quindi... che, come dice giustamente Traccada, deve insegnare delle partite dell'Italia è che, al di là di questo 5-3-2 che, insomma, sapete come la penso, non è assolutamente il mio schema di riferimento, anzi, cioè, lo detesto abbastanza. E poi soprattutto, cioè, questa roba che i giocatori di qualità non nessuno che punta più, che fa più l'uno contro uno, che si gioca, assurdo. perché pensavo al discorso del gioco all'italiana degli anni 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e via dicendo, ok, perché l'Italia non ha mai fatto un gioco meraviglioso, un gioco spettacolare e quant'altro, però aveva sempre quei giocatori in grado di fare la giocata, in grado di fare il gol al momento opportuno, il dribbling, cioè da Bruno Conti, Domenghini, lasciamo perdere ovviamente Riva e quant'altro, però dico Causio, più avanti ovviamente senza citare tutti i vari Baggio, Zolattotti, Del Piero, quant'altro, no? Però c'era sempre anche Donadoni, c'era sempre sugli esterni per esempio un giocatore in grado di fare il dribbling, in grado di fare la giocata, c'era quello che, cioè, a me ve lo giuro, vedere Politano, ma anche io ve l'ho detto già dalla partita contro l'Irlanda, già prima di martedì contro la Bosnia, cioè vedere Politano prendere palle, scaricare sempre dietro, questo giro palla inutile, costante, che non porta da nessuna parte, anzi ti fa perdere spazio, perché in realtà tu giocandola sempre in orizzontale, l'avversario avanza sempre costantemente di poco, ma ti porta sempre più indietro. Cioè è stata una pena. A quel punto veramente meglio metti Palestra come quinto, no? Che è più abituato rispetto a Politano, che fa un altro gioco, cioè è un altro giocatore, ma lo stesso Di Marco, ok, quinto, ma nell'Inter gioca praticamente ala, gioca alla avanti. stessa altezza di Lautaro, capito? Certo, Se tu me lo metti dietro di 30 metri, 35 metri, perdi tutto quello che poi è il suo potenziale, quindi cioè, per tornare appunto al discorso della nazionale, credo che si sia ecceduto anche con queste invenzioni, col fatto di doversi inventare i giocatori, sul fatto della duttilità. Siccome un giocatore è duttile, allora gli faccio fare le due fasi in questo modo. Cioè, banalmente si vince con, appunto, in altri modi, ecco. Poi si può avere anche un assetto difensivo, ripeto, perché io non sono talebano da questo punto di vista, però devi anche avere dei giocatori che nel momento, cioè che devono far sì che questo approccio difensivo paghi, perché se tu ti difendi e basta, al massimo pareggi 0-0, al massimo, ok? Ti può capitare una volta anche di vincere su autorete, la butto lì. Però è vero. Capito? Assolutamente. Quindi è per quello che, per completare il ragionamento su Foloruncio, cioè per me può giocare anche davanti, non è un problema, però deve fare l'attaccante vero, cioè deve essere utile alla squadra. Se deve stare lì a prendere colpi, a non saper fare i movimenti, a stare in fuorigioco e tutto, cioè è un giocatore inutile, ma per lui in primis, certo. capito? Per lui in primis. Quindi, cioè, a quel punto davvero meglio metti Mendy, che almeno quel lavoro lo sa fare, sarà giovane, sarà tecnicamente ignorante, ditemi quello che volete, però almeno fa quello. È un attaccante, esatto, okay? il suo ruolo. Fa quello. E invece spesso, ripeto, la gestione anche dello spogliatoio del gruppo e tutto in nazionale è stata proprio la riprova di una gestione generale che vediamo un po' in tante squadre, Cagliari in primis.
Sì, sì. in cui comunque certi giocatori li devi far giocare per forza, perché, ripeto, giocare con la difesa a 3 con bastoni centrale, perché devi giocare anche con Calafiori, giustamente, e Di Marco, perché sono dei giocatori che effettivamente ti possono dare qualcosa di più. Cioè, meglio la difesa a 4 a quel punto. Meglio difendi a 4, Calafiori, Di Marco a sinistra, anche se sono due difensori, però hanno vocazione offensiva, giochi su quello. Ok. Giochi con gli Quindi, esterni d'attacco, magari, che certo. non sono stati No, 3P non convocati. deve fare la punta, Manuel. 3P non è una prima punta. 3P deve fare Guarda, ieri è deve stato stare provato esterno a destra. sull'esterno, e fare Sempre, sull'esterno e sempre esterno. provare. L'unico che può fare la punta dei ragazzini è Mendy, la punta centrale è Mendy, per fisico, per caratteristiche e tutto. Guarda, 3P, consideratelo come palestra o come Esposito, non esatto. No, ma ieri poi nelle come Nofe. partitelle è entrato Borrelli, scusa, Belotti, ha iniziato Belotti, poi c'è stato il cambio Belotti-Mendy e poi c'è stato il cambio Mendy-Borrelli. Quindi Sì, questi ma come sono... dice Isidro, è Mancava quello che dicevo io Chilixoy, prima. Cioè, se devi quindi ci giocare poca. nel solito modo, a quel punto meglio metti veramente il ragazzino che fa quello di mestiere, cioè fa la punta di peso, è meglio, capito? Vedremo, Assolutamente. vedremo che tipo di Cagliari Sarà che o tipo di non Cagliari sarà. sarà. Esatto. Bene, ragazzi, grazie ovviamente per essere stati con noi anche oggi. Stasera c'è Fantacalcio? Esatto, 18 più o meno l'orario. Bene. Domani ci sarà Ricordatevi, cari la... sì, abbonati, che esatto, ecco, la cosa domani scade importante. il termine. L'avrei ricordato anche stasera, però ho visto già che sono arrivati diversi svincoli, quindi per chi ancora manca, per chi ancora non si è abbonato e ha la voglia comunque di abbonarsi, ha la possibilità inserimento nel canale Telegram, quindi comunque è una community che questi giorni è super super attiva. In generale è sempre stata attiva, in questi giorni ancora di più e quindi questo bello perché poi ci sono anche dei momenti ironici, ringraziamo sempre i vari Stefano, insomma che cerca sempre di fare delle vignette interessanti. Quindi se avete voglia potete abbonarvi, inserimento canale Telegram, avete la Vignette possibilità per interessanti e meravigliose. delle... Hai Vignette detto? interessanti e Beh, meravigliose. cosa devo dire? Cosa devo dire? Dei Lasciamo meme perdere. per prendere in giro Luca Di Leonardo. Le cose bisogna dire la verità. La verità paga Ma non posso sempre. dirlo, ma non posso dirlo. Lo dico io, infatti, non ti Dei meme per preoccupare. prendere in giro me stesso. Dai, no. Esatto, Me esatto. medesimo. No, Te assolutamente no. medesimo e con grande gioia da parte di tutto tutto il gruppo degli abbonati, che insomma, Certo. ovviamente ride alla tua faccia. Ma tu sei una brava persona, quindi. C'è anche un topic dedicato, attenzione. Esatto, esatto. Sei l'unico che ha un topic dedicato, pensa un po'. Immagina. Incredibile, incredibile. Non diciamo il Va titolo, bene, però. non lo diciamo. Meme desimo, grazie Roby. Chiudiamo con questa perla. Meme Grande Roby. desimo. E proprio ritaglierei adesso, cioè la tua faccia con questo meme desimo è proprio la perfetta chiusura di questa settimana a Buongiorno 131. Quindi stasera Fanta 131 live, domani torniamo con la vigilia, quindi la vigilia di Sassuolo Cagliari. Vi ricordo che non c'è Aperitores perché la Torres questa settimana non gioca perché è di riposo dopo l'esclusione del Rimini, ricordiamolo sempre. E poi ci ritroveremo sabato, vigilia di Pasqua, con tutta la solita copertura della partita, quindi pre-partita e post partita, live, pagelle e quant'altro. Aggiungo proprio in chiusura che domani parte il torneo di tennis Super Next Gen al campo del Generale Rossi, quindi tennis giovanile, una bella occasione. Anche l'ingresso è libero, quindi potete anche andare ovviamente a guardare qualche partita. Ci sono i migliori giocatori under 20 o under 18 Under 18. under 19, metti under 19 per essere sicuri, Sicuri. del centro nord Italia, e quindi insomma una bella occasione anche quella. Mentre oggi gioca la Serie D,
quindi nel pomeriggio sintonizzatevi su 131 per seguire tutte le ultime sul turno pasquale appunto di quarta serie. Credo che abbiamo detto tutto, caro Luca Di Leonardo, quindi che lunedì chiaramente non ci sarà Buongiorno 131. Bravo, ci sarà bravo. martedì, che è Pasquale. Volevo dire esattamente questo, quindi l'appuntamento con Buongiorno 131 non è per lunedì, visto che è il lunedì di Pasquetta, ma per martedì. Martedì numero? Come data? 7 aprile. 7? Bene. 7 aprile. E chiaramente Martedì non ci 7 sarà aprile. nemmeno lunedì Cagliari Social Arena. Che Vabbè, questo è evidente, l'avevamo già detto. Questo l'avevamo per anche, ricordarlo. anche già detto. Va bene? Grazie Ragazzi, a tutti. buona giornata. Collegatevi Ci vediamo stasera con Luca, mi così raccomando. parliamo di fantacalcio. Ciao a tutti, Ciao. ragazzi. Ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.